Tanti auguri ai giornalisti, tanti auguri ai miei amici, ai miei colleghi giornalisti. Oggi San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti appunto, tutti coloro che si occupano dell'informazione, della comunicazione pubblica, giornali, televisioni, radio, internet. Auguri, persone più qualificate, più autorevoli di me hanno ricordato l'importanza del ruolo del giornalista, dei giornalisti, del giornalismo, l'importanza di ricercare sempre la verità, l'obiettività, il servizio al pubblico, insomma. Sono cose quasi, diciamo, si dovrebbero dare per scontate, però non diamo nulla per scontato. Però tanti auguri veramente a chi scrive, a chi relaziona, a chi riporta le notizie in modo che possa veramente fare un servizio a tutti. Per fare un po', diciamo, di ricordi miei, ecco, ho qua per esempio una copia di Città 2000 nel 2012, quindi risaliamo a un po' di anni fa, e qui ecco, c'era per esempio, ho messo ci ricorda Don Loris, Monsignor Francesco Loris Capovilla, che poi sarebbe deceduto nel 2016. Ecco, nel 2012 ci aveva salutato, detto appunto che ci aveva nel cuore, ecco. E in questo momento qua mi piace ricordare anche tante altre persone che ci hanno lasciato, in particolare alcuni giorni fa era l'anniversario 11° della morte di Angelo Valadè, che fu amico e giornalista locale, ma di grande levatura morale, spirituale, culturale, e mi piace ricordarlo qui, così come insomma tante altre persone che ci hanno accompagnato. Poi vabbè, anche il nostro paese, che vi ho citato più volte, che tem un viv per adesso, domani con questi proverbi, con i nostri poesie, con le serate che abbiamo fatto, che speriamo di tornare a fare, possibilmente con tutte le condizioni sanitarie. Io oggi vorrei fare degli auguri, gli auguri di domingo domani giornalista, quelli che scrive, ma anche quelli che legge. Vorrei fare gli auguri ai lettori, ai telespettatori, ai radioascoltatori, agli internauti, insomma a tutti quelli che ascolta, che legge, a tutti noi. In particolare ai più giovani, ai ragazzi, perché imparino a leggere, imparino ad ascoltare, a saper riconoscere la validità delle fonti di informazione, saper soppesare le notizie e quindi anche farsi una propria opinione, ricordando che la nostra democrazia, la Costituzione italiana, ma anche quella dei paesi democratici, è basata fra le altre libertà anche sulla libertà di stampa. Non dimentichiamolo mai in un momento in cui questa purtroppo non è garantita in tutto il mondo. Allora che San Francesco di Sales il meu tegno del Padre Eterno un aiuto per tutti quelli che scrive e per tutti quelli che legge. Tanti auguri, ciao!